Ciao gente, dal Fabio di Scuola di Milanese Cabaret Milano 2000. Dunque, mi pensi una roba e vorrei condividerla con vi altri. A che dirò che in soggettivo e mi pensi che sia giusto che ognuno dica il suo parere, la sua considerazione e dici tutti in importante e con la stessa valenza, ma a che dirò che in no soggettivo, ma è in oggettivo. Per esempio, se viene il disco che Milano è bella o è brutta, è soggettivo e mi rispetti. Se viene il disco che Milano è netta e che l'altro è il disco che è buncia, va bene, è soggettivo. Poi viene il po' di che Milano è sicura, che l'altro è il disco che il capoeira andà in giro, va bene, e il tutti i ragioni e i diritti di dire, no? Ma qua senti dire che a Milano che minga di milanese, ma allora, prima di tutto, mica è che sono, è il poere della Gesa, no? E la mia famiglia, tutti i miei amici, dunque, chi le no deve essere soggettivo, chi deve essere soggettivo? Poi te mi dice, ma se no tanti, se no in tanti sicuramente, ma che sempre. E mi fu sentire, come te vedete, no? E te sente. E ti si fa sentire. Te parli del milanese. Allora, una mia idea la sarebbe, se viene il gaveo di fare una bella cicciaradina con me, facciamo un piccolo video insieme, parlo in milanese, te parli come te sei buono di parlare, e mettomi in onda. Se ti interessa, te mi scrivi, fabio.desdot@gmail.com, te mi dai il tuo numero di telefono, mi te chiami, facciamo una cicciaradina al telefono, se mettono d'accordo, se vedono chi in città e facciamo una bella cicciaradina di qualche teverettino, in lunga, e 3 o 4 minuti, e mettomi in onda qui su YouTube, se ti interessa, è la maniera giusta per far tenere viva la nostra meravigliosa lingua. Ciao dal Fabio, se sento, e mi raccomandi, iscrivetevi sempre al mio canale YouTube, Scuola di Milanese di Fabio Fumagalli, e già che vi dici, vi ricordi che se manca su Facebook, Instagram e anche Telegram, dunque è un po' come l'erborena, sente per tutto. Ciao gente, se sento.